Vicini di casa, un'abitazione di fronte all'altra, ai civici 4 e 5 di via Gomiero. Si conoscevano da sempre Michael Boschetto, 31 anni, giovane assassinato con una coltellata al fianco sinistro intorno alle 6 di sabato mattina, e il suo presunto assassino, Giacomo Friso, 34 anni. Di sicuro tra i due c'è stata una violenta lite, tanto che anche Friso è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo il fermo. Di sicuro Friso ha tentato di fuggire, bloccato dopo un breve inseguimento da un sostituto commissario della Digos di Padova. Di sicuro nel giardino di casa sua i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 coltelli da cucina, uno dei quali potrebbe essere l'arma del delitto. Giacomo Friso da sabato è in carcere con l'accusa di omicidio. Agli inquirenti avrebbe fatto anche le prime ammissioni. Sono andato lì perché volevo affrontare la situazione. Vecchie ruggini tra le due famiglie, oppure l'ennesima richiesta di un passaggio a piazzola, cosa che stava facendo spesso in paese in questi giorni, dove Giacomo Friso stava girando armato di coltello in stato di alterazione, raccontano diversi testimoni. Poteva stare in giro. Prima o dopo purtroppo è successo. I sintomi c'erano. A confermare l'alterazione di Friso anche una denuncia da parte dei carabinieri nel Vicentino, nel vicino paese di Camisano, dove era stato fermato fuori da un bar per aver creato scompiglio e aggredito i militari. Sarà l'indagine coordinata dal PM Benedetto Roberti a chiarire esattamente cosa sia accaduto sabato mattina. Michael Boschetto era sceso in cortile ad aspettare l'arrivo della fidanzata. Qui è stato trovato agonizzante dalla giovane donna e dal padre, morendo poco dopo l'arrivo dei sanitari del SUAM.